Si è svolta sabato il Torres Day, primo trofeo Marzio Lepri, la manifestazione di calcio riservata alle categorie in erba organizzate dalla scuola calcio della Seth Torres 1903. Un successo strepitoso al di là delle previsioni, con un afflusso consistente di formazioni, atleti, accompagnatori e pubblico. L'evento è stato interamente seguito da una troupe di Canale 12. La macchina organizzativa è stata guidata da Antonello Milia, responsabile della scuola calcio rosso-blu. Circa 600 i giovani calciatori che si sono alternati sui 4 campi ridotti ricavati sul terreno del Vanni Sanna. Manto erboso che ha ben sopportato milioni di passi, curato con attenzione da Angelo Cassano. Questi i risultati della Torres Day. Micro prima San Paolo Sassari, micro prima Turritana, Pulcini prima Seth Torres 1903, esordienti prima San Paolo Sassari. Ma sentiamo un commento sulla giornata del presidente della Torres Calcio, Daniele Piraino. Una grande manifestazione, una bella giornata per i ragazzi. Ho visto sicuramente oltre a 400 ragazzi, ho visto 1000 genitori, quindi una manifestazione ben organizzata dal responsabile della nostra scuola calcio Antonello Milia e dai suoi collaboratori, quindi positiva.